Alessandro Mazzone, chef, ci ha preparato un menù straordinario oggi. Siamo in un congresso di Veneto Agricoltura, naturalmente parliamo di prodotti del Veneto. Quanto è importante per uno chef fare cose di questo livello come hai fatto tu oggi con questi prodotti e quanto sono importanti i prodotti Veneto? Allora, grazie innanzitutto per la domanda, perché entra nel vivo proprio di quello che abbiamo fatto oggi. Sai che facevo i ringraziamenti prima durante la preparazione, perché se non fossimo in Veneto, la regione che ha più alto numero di IGT e di DOP in Italia, non avremmo questa varietà incredibile di prodotti. Che dire? Sono felice di poter rappresentare con questi prodotti una cucina veneta, piena, carica di prodotti interessantissimi. Oggi abbiamo fatto un risottino primavera, un po' la Cipriani, ma devo dire che di Cipriani c'era poco, perché Cipriani, sai, utilizza tutte le verdure verdi. Noi oggi abbiamo utilizzato tutte le verdure che i vari consorzi del Veneto ci hanno donato, e devo dire che è venuto un risotto con almeno 15 verdure, straordinario, incredibile. Abbiamo usato un formaggio incredibile che è l'Asiago Stravecchio DOP Presidio Slow Food di un altro carissimo grande amico. Abbiamo usato un olio veneto di Colli Iberici. Abbiamo fatto anche un ovetto poché che ha avuto un grande successo, con sempre una spuma di Asiago Stravecchio DOP. Gli asparagi erano di Badoere, del consorzio di Badoere. Io sono trevigiano, per cui ne vado assolutamente orgoglioso. E abbiamo utilizzato un po' di tartufo bianchetto, che è quello che si trova in questo periodo meraviglioso. Ecco, Che valore ha, il senso della tua domanda è: che valore ha questo tipo di agricoltura? Ti ho risposto con i piatti: un valore enorme, perché senza l'aiuto di queste grandi associazioni, di questa grande agricoltura, non avremmo tutti i prodotti che abbiamo la fortuna di poter raccontare nei nostri piatti. Ecco, io ti ringrazio tanto perché ho mangiato e ho assaggiato, mi ha fatto molto piacere. Grazie. Ed è il vantaggio di fare questo lavoro. Però la domanda è questa: tu conosci il mondo, hai girato molto col tuo lavoro, eccetera. E secondo te riusciremo a preservare queste caratteristiche? Cioè, io ho la paura, conoscendo altri settori, metto anche qua vicino a noi il settore della pesca, che non c'è questa grande volontà di conservare tutto questo sapere. Allora, purtroppo, anzi per fortuna, ti do contro. E questo mi fa piacere. Ti do contro. Per quale motivo? Perché oggi, devo dire, soprattutto in Veneto, ma io lo riscontro anche in tantissime altre regioni, io utilizzo anche una lenticchia del consorzio di Altamura, che è diventata IGP nell'arco di un anno, una lenticchia straordinaria che oggi utilizzano un'infinità di chef, e devo dire che vedo un fiorire di giovani, non dell'agricoltura degli anni 60, 70, 80, ma un fiorire di una nuova classe imprenditoriale agricola che ha solo voglia di riscoprire le grandi eccellenze che abbiamo in questo meraviglioso territorio, che non è solo il Veneto, ma è l'Italia. Il Veneto in particolare, perché ti dicevo, più alto numero di IGP e DOP, non per caso, non perché la fortuna ci abbia baciato, è perché ci sono persone dietro, imprese, imprenditori, che investono in questa attività, in questa durissima attività. Poi ci sono tutti i problemi legati purtroppo ai prezzi, all'aumento, eccetera, che conosciamo molto bene, ma la volontà imprenditoriale viene prima di ogni altra cosa, e l'obiettivo di arrivare ad avere grandi prodotti in una filiera che non sia solo quella dell'alta ristorazione, ma che sia una filiera che possa essere utilizzata dal più ampio numero di persone. In Veneto si fa. In Veneto tu vai al supermercato, trovi dei prodotti che sono, devo dire, eccezionali. Oggi abbiamo usato una fragola, la gente non lo sa, il maggior numero di fragole buone in Italia arriva da Verona, del consorzio di Verona. Oggi abbiamo utilizzato una fragola che era una caramella straordinaria. Ti faccio l'ultima domanda e l'ultima provocazione. In senso lato, oltre alla gastronomia, il mangiare, all'agricoltura, solo l'altissima qualità, l'eccellenza dei nostri prodotti potrà far emergere l'Italia in un momento che questo è anche particolarmente pesante dal punto di vista economico. Ti dico, è una scommessa alla quale prima di me decine di persone molto più importanti, a partire, noi abbiamo avuto la fortuna di avere un
oggi un presidente di regione che è stato presidente, che è stato ministro dell'agricoltura, Luca Zaia, che del Veneto ha fatto una bandiera da portare in tutta l'Italia con un'infinità di prodotti, a partire dal prosecco, a partire dall'aspargo, a partire da una infinità di prodotti. Sono convinto, e ti ripeto, non unicamente io, ne sono convinto perché oggi quello che c'è, tutto quel fiorire di attività attorno a questo genere di lavori, di imprese, quello agricolo, saranno il futuro della nostra economia. Bisogna crederci, però bisogna sostenere, bisogna riuscire a fare un lavoro che sia non solo dislegato, ma un lavoro che accomuni un pochino tutti gli imprenditori, da quello agricolo al ristoratore al cliente finale. Ma questo è il futuro assolutamente dell'Italia.